Buonasera a tutti e benvenuti in questa sede, il refettorio dell'antico convento di San Salvador, ora sede del Telecom Italia Future Center. Questa è una delle sale più importanti, più grandi nel centro storico di Venezia e questa sera diventa assolutamente magico, accogliendo questo episodio di Venezia Rivelata, il quarto episodio, un progetto condotto, portato avanti da Alberto Tosofei e Elena Tagliapietra, che sono le menti creative di questo spettacolo, e insieme a noi abbiamo Piero Rosasalva, il presidente di Vela, colui che ha realizzato poi anche questo progetto. Quindi lascio a lui la parola per indicarci in che cosa consiste questo progetto, che appunto è il quarto episodio, ma avrà anche altri appuntamenti in seguito, sempre in luoghi e date particolari, quelle che esprimono la venezianità. Esatto. A te, Presidente. Grazie alla Telecom, in particolare al Telecom Future Center. È veramente una collaborazione straordinaria da molti anni e credo che... No, io penso che siamo tutti qui per ascoltare, vedere, quindi qualsiasi parola di troppo, però non posso non testimoniare la convinzione con la quale la società che appunto organizza, tra le altre cose, il Carnevale, ovviamente sotto l'egida dell'amministrazione comunale, della quale siamo un'emanazione, ha accolto questo progetto di due giovani artisti intellettuali veneziani, come appunto Elena e Alberto. Io li conosco da molti anni per altre cose, ma devo dire che ho sempre visto una grande qualità nella loro proposta artistica, culturale e spettacolare in qualche caso, e quindi ci è piaciuto molto questo, che è un progetto di assoluta caratura, importante. E, ripeto, adesso la parola sta a loro, la parola e l'arte sta a loro, e quindi io non mi voglio dilungare. Io credo che siano le cose giuste da fare a Venezia, siano queste, e sicuramente anche a Carnevale, perché ricordo che il Carnevale di Venezia ha da alcuni anni un programma culturale che fiancheggia l'attività di piazza, l'attività sull'acqua, con le attività che esaltano la venezianità, e queste sono eccellenze che andavano esaltate. Quindi io ringrazio Elena e Alberto, che hanno creato questa lunga collana di appuntamenti che comunque si collocano sia negli eventi principali della città e ne colgono alcuni aspetti, sia momenti o situazioni particolari della città, anche non legate strettamente agli eventi principali, riscoprendo cose bellissime, magiche, che magari talvolta noi conosciamo ma trascuravamo. Quindi un progetto di grandissima qualità che io ho l'onore appunto di sostenere parzialmente, ma comunque di sicuramente ammirare. Quindi buon divertimento a tutti e buone emozioni, perché non sarà solo divertimento, ma credo bellissime emozioni. Grazie Elena, grazie Alberto e grazie alla Telecom che ospita in questo luogo bellissimo. Un saluto anche a tutti quelli che sono connessi in rete questa sera. Non solo voi potete godere di questo magnifico spettacolo, ma anche chi si connette in rete attraverso il sito di Venezia Rivelata e le connessioni di cui dispone questa sede di Telecom Italia. Allora, no, io sono già microfonato. Grazie davvero. Dico due parole prima di cominciare. Questo è il quarto appuntamento di 13 di Venezia Rivelata, che è questo progetto biennale ideato assieme ad Elena, che è cominciato l'anno scorso e ci accompagnerà fino al 2015 in luoghi e situazioni assolutamente veneziane, alla riscoperta in qualche caso della nostra città. È un progetto aperto a tutti, evidentemente,
ma è soprattutto rivolto ai veneziani. La città la amano, la vivono, o tentano disperatamente di viverla, e che comunque credono, ecco, che questa città, a partire dal suo passato straordinario, debba e possa avere anche un futuro importante. Detto questo, quelle che racconteremo questa sera sono storie che fanno parte anche della storia ufficiale, ma non dimenticate mai che sono sempre e soprattutto leggende, ecco, e che quindi vanno prese per quello che sono, per la rappresentazione di ciò che sono. Due parole di ringraziamento ovviamente a Vela SPA, che questa sera è rappresentata appunto dal suo presidente Piero Rosasalva, che sostiene questa iniziativa, e con essa l'amministrazione comunale, al Telecom Italia Future Center, che ci ospita questa sera, nelle persone di Rita Del Mul, che avete appena conosciuto, e però anche di Alfredo Pustetto, che sta qui dietro le quinte, ma che moltissimo si è speso perché questa serata avesse luogo. Ricordo che il Gazzettino di Venezia è nostro media partner, e assieme a me e ad Elena ci sono Mattia, scrive, compone le musiche originali, e la produzione è affidata alla 2R di Roberto Palesa, che è affiancato dall'insostituibile Laura Borella. Partner sociale di questa serata, noi ogni serata, proprio perché siamo tutti veneziani, abbiamo dato vita a questi eventi a Venezia, abbiamo anche deciso volta per volta, per ogni tappa, di dare voce a una realtà non profit veneziana. La realtà di cui vogliamo parlare questa sera è la Casa Famiglia San Pio X, che dal 1910, quindi da più di 100 anni, aiuta le ragazze madri, le ragazze che stanno per diventare madri e che si trovano in difficoltà. Sui vostri sedili avete trovato una brochure di Casa Famiglia, che ha anche un conto corrente e un talloncino dove è indicato il 5 per 1000. Alla fine di questa serata vi presenterò il presidente degli amici, dell'associazione degli amici di Casa Famiglia. Chi lo vorrà potrete fare e ottenere poi tutte quelle informazioni che desiderate su questa realtà che opera prevalentemente alla Giudecca. Elena, raccontaci cosa farai stasera. Solo alcune parole per spiegarvi cosa andrete a vedere. Oggi abbiamo sfruttato la location, e quindi di solito io sono ispirata dalle storie di Alberto e dai luoghi in cui siamo immersi. In questo caso, avendo un posto tecnologico, ho pensato di creare qualcosa. Come sapete, io dipingo corpi, e quindi avrò una telecamera infrarossi con la quale vedremo apparire una pittura sul corpo. Quindi vedrete una prima parte in cui preparo il corpo per questo supporto tecnologico. La telecamera infrarossi ovviamente vede solo alcuni colori. Questa che usiamo è cosiddetta occhi di serpente, quindi vediamo come se fossimo dei serpenti, e vedremo apparire qualcosa inerente ai racconti di Alberto. Quindi una prima fase di preparazione, poi l'apparizione di questo dipinto sul corpo. Praticamente dipingerò scolorando il modello, e quindi un po' al contrario, e quindi avremo questa parte al buio. Una seconda parte invece dove è più proprio la bellezza della decorazione, della pittura sul corpo, e quindi lì ce la godremo, insomma, al meglio. I would like to see in English just a little explanation of this for who is looking by internet all around the world. Alberto, we will talk about the history and mysteries of Venice. In the while, I will do first part where I will paint
a model with infrared camera, so a very new way to do body painting. I think it's the first time on the world. And the second part, after about half an hour, we will see something more aesthetical with gold, with a very special model. Ho dimenticato di dirvi che probabilmente questa è la prima volta al mondo che si realizza questo tipo di pittura, e quindi anche un esperimento per me, vediamo tutti assieme come verrà. Grazie a tutti. Eccoci allora. Questo quarto appuntamento è dedicato interamente al Carnevale, Venezia e il Carnevale. Noi abbiamo dedicato il primo appuntamento alla peste, il secondo alla gondola e alla regata, il terzo all'uso dei cavalli che si faceva in città. Oggi è il momento giusto per parlare del Carnevale e di alcuni suoi aspetti particolari. Il bisogno di mascherarsi, di abbandonarsi all'ebbrezza e al gioco è antichissimo. Al punto che sull'origine del Carnevale moderno si sprecano le ipotesi. C'è chi lo vorrebbe far risalire ai Saturnali romani, chi a perduti riti caldei, chi addirittura alle orge dionisiache. Comunque sia, la maschera ha sempre assunto un significato rituale. Significa lo spogliarsi, il liberarsi della propria identità pubblica, significava e significa ancora oggi, perseguire con più libertà i propri istinti e in fondo essere, divenire davvero noi stessi, no? fino alla fine, perché più liberi proprio di agire con questa copertura, in uno strano miscuglio di verità e di illusione. Venezia è maestra in tutto ciò, perché produce questo miscuglio di verità e di illusione da secoli. A Venezia ci si poteva mascherare da ottobre fino al martedì grasso, ebbene sì, era quasi metà dell'anno. Pensate che cosa doveva essere questa città per un visitatore che arrivasse da fuori e già doveva arrivare attraversando l'acqua, non esisteva il ponte, e entrava in questa dimensione in cui chiunque di qualsiasi estrazione sociale fosse poteva andarsene in giro mascherato per la città. Arrivare a Venezia doveva somigliare molto nell'idea di viaggio a quello che noi oggi penseremmo lo sbarcare su un altro pianeta. Feste, teatri aperti, schiamazzi, scherzi, giochi anche cruenti come le cacce dei tori o le guerre dei pugni, ma anche le forze d'Ercole e le regate di carriole. Il culmine dei festeggiamenti in realtà avveniva a partire dal giorno di Santo Stefano. Dopo la tregua natalizia, le ultime settimane lunghissime, perché figuratevi fino al martedì grasso di Carnevale, erano quelle più densi di avvenimenti. Il sabato, il giorno di Santo Stefano, avveniva il liston delle maschere, che era quello che dava la stura, no, a questo Carnevale tutto in discesa. Era un giorno, una notte di festa in cui le maschere camminavano su questi listoni, che erano delle liste lastricate nel mezzo dei campi, che erano allora soprattutto di erba o terra battuta, e questo appunto dava inizio, questa specie di struscio stranissimo, alla fase finale del Carnevale. In questo clima il teatro ebbe sempre un ruolo assolutamente centrale. Il primo teatro mai edificato a Venezia fu costruito nell'atrio del Monastero della Carità, le attuali Gallerie dell'Accademia, da Andrea Palladio nel 1565. Prima di allora le rappresentazioni teatrali venivano allestite su dei palchi mobili che venivano portati nei cortili dei palazzi, nei saloni dei conventi, e questo fino a quel momento era stato il teatro. Di lì a poco a San Cassian viene costruito il primo teatro in pietra, ha la forma di un uovo, una forma ovoidale,
e viene destinato alla rappresentazione di commedie. Da quel momento in poi è un fiorire di teatri. Lì vicino, proprio lì a Sacassiane, viene costruito un altro, e poi altri ancora un po' disseminati lungo la città. Prendono curiosamente sempre il nome della parrocchia che li ospita, e quindi i teatri veneziani, luogo, come vedremo fra un secondo, di dissolutezze, porteranno sempre nel nome il nome di un santo. Anche questo è molto veneziano, devo dire. Le varie stagioni teatrali veneziane si susseguono in un crescendo fino al Settecento, quando con Gozzi e Goldoni esplodono, insomma, in tutta la loro magnificenza. Durante le recite i palchi erano usati per cene e intrattenimenti, e la scena rimaneva sempre illuminata. Raramente, peraltro, vi era quel silenzio a cui siamo abituati oggi. Nel 1680 un viaggiatore francese descrive con assoluta meraviglia le cattivissime abitudini dei giovani nobili veneziani, che dai palchi si divertivano a sputare e a tirare moccoli di candela sulle persone che stavano sedute in platea. Altri riferiscono che i corridoi retrostanti puzzavano di smoccolatura e di piscio. Era un'esperienza venire a teatro a Venezia, ecco. A un certo punto si giunse a obbligare gli occupanti dei palchi a lasciare la porta spalancata, perché non potessero approfittare dell'intimità per dedicarsi al sesso, perché avveniva con abbondanza anche questo. Per spiegarvi qual era il clima dentro un teatro veneziano, sappiate che le donne sposate andavano a teatro obbligatoriamente mascherate con la bauta, la tipica maschera veneziana, proprio per un obbligo di legge che riguardava anche le ragazze da maritare, invece, che per lo stesso dispositivo dovevano obbligatoriamente andare a teatro non mascherate. Ecco, questo è indice, forse, anche senza forse, della grande libertà di costumi che era possibile prendersi a teatro, e non solo durante il carnevale. E sono ovviamente molti gli aneddoti teatrali e non che, specialmente nel Settecento, fiorirono ai danni soprattutto di nobildonne dalla reputazione un po' equivoca, che si sono tramandati negli ultimi secoli. Uscendo da qua e prendendo le mercerie, per esempio, fatta poca strada si incontra il ponte dei Bareteri, e proprio fatti i primi gradini sopra il ponte dei Bareteri, alla vostra sinistra, arrivando da San Salvador, voi vedrete una specie di balconcino esterno molto, molto carino, in legno e metallo, e chiuso, no, con una vetrata. Ecco, quello è ciò che esternamente si vede di Casino Venier. I casini erano tutt'altra cosa rispetto a ciò a cui siamo stati abituati. Poi erano una sorta di ridotti, di club privati, potremmo dire così, ce n'erano anche pubblici, in cui le persone dell'alta società si riunivano per discutere, giocare, fare musica, trascorrere il tempo, e anche, perché no, come dire, fare sesso lontano dal talamo nuziale e quindi da occhi indiscreti. Casino Venier apparteneva a Elena Priuli, che era la moglie del potentissimo procuratore di San Marco Federico Venier. E cosa si racconta su Elena Venier? E a Venezia devo dire, insomma, che anche la leggenda va sempre un seme di verità. Si racconta che Elena Venier, dall'alto e dalla come dire, postazione sicura del suo balconcino, che allora era schermato con dei vetri affumicati, assistesse al passare delle maschere lungo la merceria. Quando ne individuava una, generalmente, ecco, di sesso maschile, che le sfagiolava, lei cosa faceva? Vestiva la sua larva e si metteva il tricorno con la velina, e con la bautta di tutto punto scendeva in strada e andava a prendersi la preda che aveva deciso di catturare quella sera, portandosela dentro il suo casinetto, e chiaramente, insomma, dandosi al bel tempo e a tutte le gioie che voleva concedersi. Elena non aveva paura che il marito o chiunque altro arrivasse importunamente sul più bello, perché ancora oggi, se voi state sul sottoportico delle acque,
davanti all'ingresso di Casino Venier e alzate gli occhi, tra le travi del sottoportico potete notare un foro che sta proprio sopra la porta d'ingresso. È un foro, se si sta nel salotto del casinetto si alza una piastrella e si vede, c'era il videocitofono del 700, no? Cioè, e si vede chi c'era sotto. E voi altri mi direte, vabbè, insomma, anche a Cobenga che ha visto il marito che si da basso, cosa fa, no? Dove fa andare l'amante in fretta e furia? Leggenda racconta che Casino Venier avesse una curiosa porta d'emergenza che riusciva a far scendere chiunque fino sotto il ponte dei Bareteri, dove una gondola era apprestata per delle fughe rocambolesche. Oggi su quel lato di ponte dei Bareteri non vi è in realtà nulla, però se voi, sempre stando sotto il sottoportico, guardate dall'altra parte, riuscite a intravedere una porta vera, un'altra uscita di fortuna, che è una, anche qui ci soccorre la leggenda, delle 7 porte segrete che esistevano a Venezia. In realtà noi ne abbiamo 3 ancora oggi. Ce n'è una sotto il ponte di San Pantalon, non quello che va verso Santa Margherita, ma quello laterale, e ve n'è una terza sotto l'arco di Campiero della Feltrina, andando verso Campo Santa Maria del Giglio. Quel mezzo ponte, che peraltro, curiosità nella curiosità, è l'unico ponte di Venezia sugli oltre 400 che è formato da un mezzo arco, nasconde una grande porta che in questo caso però serviva a entrare e uscire dalla sacrestia della chiesa di Santa Maria Zobenigo. Torniamo per un istante dentro a un teatro, il San Benedetto, dove nel 1782, in occasione di un importante spettacolo, la nobile Cecilia Zen-Trong, sulla cui condotta morale giravano già molto più che semplici voci, fu convinta ad affittare il suo palco ai Conti del Nord. I Conti del Nord erano il Granduca di Russia Paolo Petrovitz, che era il figlio di Caterina II di Russia, e sua moglie Maria Teodorovna. E cosa fa Cecilia Zen-Trong? Affitta il palco ai Duchi del Nord a un prezzo assolutamente esorbitante, veramente esagerato, 80 zecchini d'oro. È una fortuna, oggi diremmo decine di migliaia di euro per un palco una sera a teatro. Una cifra strepitosa che, come dire, mette in moto le male lingue, che a Venezia non mancano mai, e subito, quella sera stessa, lì tra i banchi del teatro, tra i palchi e la platea, circolò una satira sboccata, venne scritta e circolò in forma di epigramma, e la gente se la passava. E cosa diceva questo epigramma? Diceva: brava è Trona, e vende il palco più caro de Amona. Immediata però fu la replica della donna, che non solo non si perse d'animo, e questo la dice tutto anche sul carattere che aveva, ma è il caso di dire, rispose per le rime, perché sostenne che l'improvvisato poeta doveva aver capito male, doveva essersi sbagliato, perché la trona, la mona, la dona. Chiudiamo questa parentesi dedicata al teatro con un aneddoto avvenuto 2 anni prima, nel 1780, in uno dei teatri citati poco fa, il San Cassiano. Quell'anno si esibiva al San Cassiano una ballerina, Stella Cellini, che era l'idolo di torme di ammiratori che accorrevano anche da fuori città per vederla danzare sul palco del teatro. Di lei si era invaghito un nobile veneziano, Tommaso Sandi, che fra le altre cose era provveditore alla bestemmia, che le aveva fatto delle avance, come dire, poco gradite, tanto che la ragazza lo aveva rifiutato, lo aveva respinto sdegnosamente. Offeso e ferito, insomma, nell'orgoglio, l'uomo non trovò di meglio, approfittando della sua carica, che denunciarla di aver fatto pubblica tresca con un turco. Nessuna poteva andare a letto con un turco, nemmeno le prostitute, era proprio vietato per legge. E riuscendo a farla bandire il 29 gennaio 1780, viene promulgato un bando ai danni di Stella Cellini, ballerina al San Cassiano. La ragazza non si ammette via, ma si ribella, dice che non è vero niente,
chiede e ottiene una visita ginecologica che ne sancisce l'assoluta illibatezza e quindi viene assolutamente reintegrata. Da quel momento tutti quanti la chiamano la Vergine Cellini e continua a danzare sul palco di San Cassiano più contenta che mai, con delle torme di ammiratori che aumentano di giorno in giorno. Da quel momento, per un lunghissimo tempo, i gondolieri di Rialto, che erano abituati, come dire, in maniera un po' equivoca a giurare sulla Vergine Maria, iniziarono a giurare sulla Vergine Cellini. Io adesso mi allontano perché le luci si spegneranno alle mie spalle e assisteremo a questo tentativo quantomeno. E apro una parentesi, salgo qui da voi, su ciò che sta avvenendo in questi giorni qui in città. Ecco, mi sistemo qua un secondo, dopo vado via. E parliamo del campanile di San Marco. Possiamo spegnere le luci, credo. Del campanile di San Marco e della sua storia. La storia del campanile di San Marco è o dell'Anzo o del Turco, la cerimonia di apertura dei festeggiamenti degli ultimi giorni di Carnevale. Si trattava di una prova di grande abilità che veniva appunto perpetuata ogni anno e che vedeva un acrobata, in genere una persona abbastanza coraggiosa, anche se alcuni sostengono che era un prigioniero turco costretto a calarsi dal campanile, cimentarsi in questa discesa lungo un cavo che veniva teso dalla cella campanaria fino alla loggetta di Palazzo Ducale, dove c'era il doge che assisteva allo spettacolo. Oggi la tradizione si è rinnovata, noi quest'anno peraltro abbiamo fra gli ospiti Fabrizia D'Ottavio, che vedremo fra un attimo, che non è stata Angelo ma è stata invece Aquila del campanile, è scesa dal campanile nel 2012. Il nostro angelo, questo angelo nero invece è Andrea Lacchin e dobbiamo dire che Venezia è anche una città di angeli. Da sempre gli splendidi emissari della divinità scrutano il passare delle persone, delle stagioni, del tempo, con sguardi trasognati che riempiono di ieraticità le facciate delle case, le sommità dei portici, le cuspidi dei campanili. Creature alate si affacciano da nicchie, porte, cornici, angoli nascosti disseminati in tutta la città. Più luoghi di Venezia sono dedicati a loro. E anche qualche chiesa, come quella dell'Anzo Raffaele, ad Orsoduro, o Sant'Angelo, oramai abbattuta, che sorgeva sul campo che ha lo stesso nome. Santa Maria degli Angeli si chiama un'altra chiesa importante a Murano. L'angelo più famoso in città è comunque quello più in vista di tutti, che tocca il cielo sopra Venezia proprio dall'alto dei 100 metri del campanile di San Marco. La statua raffigura l'arcangelo Gabriele, a ricordo della mitica fondazione di Venezia, che sarebbe avvenuta il 25 marzo del 421 e della quale in realtà parleremo più diffusamente il mese prossimo, durante il quinto appuntamento di Venezia Rivelata, che sarà dedicato esattamente alla nascita di Venezia. Il 25 marzo è il giorno dell'Annunciazione. L'arcangelo Gabriele annuncia a Maria che sarà madre del Salvatore ed è il giorno in cui appunto nasce la città. Non so se sia facile o difficile farci caso, ma anche il ponte di Rialto, sul lato che guarda a noi da dove stiamo in questo momento, reca esattamente un'immagine dell'Annunciazione. Maria sta sul lato del mercato, per spiegarci, c'è l'angelo, scusatemi, Maria invece sta su questo lato del Canal Grande, De Citra, e assiste all'annuncio del messaggio. E curiosamente, lo si vede poco perché in genere è coperto dai drappi pubblicitari, ma sulla sommità dell'arco del ponte c'è lo Spirito Santo
che è raffigurato in veste di colomba e che è l'attore in qualche modo materiale, ecco, del messaggio che l'angelo, il messaggero, sta trasmettendo. Non è questi e non sono questi gli unici angeli comunque presenti in città. Ce n'è un altro abbastanza famoso che ha dato il nome a un'intera zona di Venezia, dove c'è appunto la fondamenta, il ponte e a Cae dell'Anso, a pochissima distanza da San Marco, dietro la basilica e andando verso i Santi Filippo e Giacomo, però virando verso la facciata d'acqua di Casoranzo. C'è un bellissimo bassorilievo enorme che ritrae un angelo benedicente. L'angelo benedice con la destra e tiene un globo sulla mano sinistra. È lì da un anno particolare, noi lo sappiamo, è il 1552, quasi 500 anni fa, poco meno insomma. E svolge un ruolo del tutto particolare ancora oggi, ha un compito quest'angelo. Quell'anno, il 1552, vede Casoranzo abitata da un avvocato della curia dogale. Lui è un uomo che a modo suo è anche devoto alla Madonna, a Dio. È un gran truffaldino e, approfittando della sua carica, non ha esitato negli anni a mandare in rovina un sacco di povera gente. Insomma, dai, non è esattamente uno stinco di santo, però insomma la sua posizione pubblica lo porta molto, molto in alto, a essere molto conosciuto, finché un giorno riesce ad avere ospite a pranzo niente meno che padre Matteo da Bascio. Matteo da Bascio è già in odore di santità, è il padre generale dell'ordine dei Cappuccini, e quest'uomo così apparentemente devoto riesce a brigare al punto da riuscire a farlo entrare nel suo palazzo. E subito ci tiene a far vedere le sue opere, i quadri, le statue, la mobilia, la tavola imbandita con ogni ben di Dio. Ma più di tutto ci tiene a far vedere al frate una cosa che ha solo lui, perché i quadri e le statue possono averli chiunque abbia un po' di soldi a disposizione. Quest'uomo, questo Soranzo, ha in casa una scimmietta ammaestrata, ad ammaestrare così bene da abituarla addirittura a servire in tavola. Ma per quanto si cerchi l'animale, questo non si trova e sembra semplicemente scomparso, finché un servo, salito nell'ultima stanza dell'ultima soffitta di casa, vede la scimmia rannicchiata sotto un letto e non c'è modo di farla uscire neanche prendendola a bastonate. Padre Matteo, che come abbiamo visto è molto, molto vicino alla santità, per ispirazione divina riconosce sotto la pelliccia dell'animale niente meno che il diavolo e gli intima di palesarsi e gli intima di spiegare chi sia e che cosa stia facendo in quella casa. E la scimmia parla e dice: sì, lo vedi questo bel tomo qua? Sembra uno devoto, in gamba, no? Un bravo uomo, invece questo è un imbroglione. Questo ha mandato in rovina un sacco di povera gente e io sono qua per prendermi la sua anima. E padre Matteo comunque gli dice: scusa, sei qua da un sacco di tempo, com'è che non te la sei ancora presa? E dice: com'è che non me la sono ancora presa? Perché questo qua ogni sera, prima di mettersi a dormire, si ricorda di raccomandarsi l'anima a Dio e alla Madonna. E io sto aspettando la notte in cui lui dimenticherà di dire le sue preghiere e quella notte stessa lui sarà con me in mezzo ai tormenti eterni. Ora, l'avvocato non è esattamente una persona cristallina, ecco, però padre Matteo non può certo permettere una cosa del genere e quindi lì per lì tenta un esorcismo un po' improvvisato, no? Va, bestia dannata, va fuori da questa casa. Ma la scimmia gli dice: no, io sono stato comandato dall'alto di fare un danno in questa casa e non posso andarmene finché non avrò fatto un danno. Padre Matteo non si scompone e gli dice: va bene, allora farai come io ti comanderò. Uscirai da questa casa forando quella parete e non farai mai più ritorno. E il diavolo, come sempre accade, ci rimane con un palmo di naso, ma può solo obbedire al frate e quindi fora
la parete di Cassoranzo e se ne va per sempre. Il frate prende la tovaglia dove è imbandito questo banchetto e tira via tutto, rovescia tutto, e davanti all'avvocato strizza la tovaglia e dalla tovaglia gronda sangue e gli dice: ecco, lo vedi con cosa ti stai nutrendo, su cosa stai mangiando col sangue della povera gente. L'avvocato, immaginerete bene, è abbastanza contrito a quel punto, no? E soprattutto spaventatissimo, perché padre Matteo gli ha intimato di non chiudere quel foro sulla parete. E lui dice: ma scusa, se il diavolo è uscito di là, può anche tornare, io restituisco tutto, cambio vita, ma fammi chiudere quel buco. E padre Matteo invece gli dice di no, quel buco deve rimanere come memoria perenne di ciò che è avvenuto. E cosa gli dice? Gli dice: vorrà dire che tu a guardia di quel buco, perché dove stanno gli angeli santi, gli angeli cattivi non possono tornare. E ancora oggi, a distanza di quasi 500 anni, l'angelo santo, l'angelo buono di Cassoranzo fa la guardia al suo buco che tiene un po' discosto sopra la testa e che è un buco vero sul muro di Cassoranzo, e lo fa perché l'angelo cattivo non abbia mai più a tornare in quel palazzo. Ancora carnevale, ancora in maniera assolutamente straordinaria e alla veneziana. Una delle tradizioni veneziane ripescate dal baule dei secoli più di recente grazie al regista Bruno Tosi è la festa delle Marie. Stasera abbiamo insomma un bel esempio di Maria. Ci arriviamo a capire perché è così sontuosa. E era una festa attraverso la quale poi ancora oggi 12 ragazze tra le più belle in città vengono scelte per sfilare all'apertura e alla chiusura del carnevale. Peraltro voi all'ingresso avete visto un abito esposto che è dell'Atelier Longhi e che è l'abito realizzato con stoffe diverse, il taglio è quello, che filologico che è stato realizzato a partire da un quadro di Carpaccio che in realtà è un intero ciclo, è il ciclo di Sant'Orsola, che è ammirabile e presente alle gallerie dell'Accademia. E in passato la ricorrenza ha avuto però, sebbene sempre in questo periodo, fasti e significati diversi. La sua origine trova radici a San Pietro di Castello, che per lunghissimi secoli è stata la cattedrale di Venezia. Il patriarca stava a San Pietro di Castello, arriverà a San Marco solo nel 1807, ma fino a quel momento, fino a quell'anno, la sede del patriarcato di Venezia è sempre stata a San Pietro di Castello, e lì per tradizione in alcune ricorrenze particolari nel corso dell'anno si celebravano tutti insieme dei matrimoni collettivi. Questo è un tempo molto antico. Belle e radiose, come solo delle ragazze all'altare possono essere, le 12 spose, i vestiti candidi, le acconciature elaborate, aspettano nella lavata centrale l'inizio della cerimonia. Davanti a loro le arcelle, le piccole casse con il corredo nuziale di ognuna, faticosamente ricamato nei giorni del fidanzamento.
poco discosti, trepidanti e affascinanti di quella strafottenza che solo un giovane sposo all'altare può avere, i futuri mariti se le mangiano con gli occhi. Le 12 coppie, provenienti da tutti i sestieri, sono splendide, la cattedrale di San Pietro di Castello bellissima. La gente è arrivata fin da San Nicolò dei Mendicoli per assistere a questo spettacolo unico. È il 31 gennaio 944, ricorrenza dell'arrivo in città del corpo dell'Evangelista Marco, trafugato da Alessandria d'Egitto da buono da Malamocco e rustico da Torcello. E a rendere più solenne ancora la cerimonia è la presenza del doge Pietro Candiano e della dogaressa. Anche le famiglie nobiliari veneziane sono tutte rappresentate. Nemmeno il tempo di vedere entrare il vescovo, però, che delle urla selvagge spingono dapprima tutti a voltarsi verso il grande portale e poi a fuggire dove capita. I pirati istriani! La gente è impazzita, si rifugia dove può. Il sangue inizia a scorrere. Quei demoni in fattezze d'uomini scannano e prendono quello che c'è da prendere. Molti si stringono a difendere il doge, usando scranni, leggii, tutto quello che può essere trovato in chiesa. Nessuno è armato tra i presenti, le guardie all'esterno sono state sopraffatte. La sorpresa dell'agguato e la bestialità dell'aggressione possono più del maggior numero dei veneziani. Lo si scoprirà più tardi. I narentani avevano trascorso la notte nelle loro imbarcazioni, ben occultate nelle vicinanze della laguna. Come siano riusciti ad aggirare le difese dei veneziani e a spingersi fino all'interno della cattedrale rimarrà un mistero nei secoli a venire. Seminando morte e terrore, i predoni guadagnano l'uscita, portando con loro, oltre agli ori, ai gioielli e a quanto di prezioso sono riusciti ad agguantare, anche le 12 ragazze vestite di bianco. Il tempo di un lampo e le loro navi veloci imboccano l'uscita della laguna dirette a oriente. I veneziani sono disorientati, le donne piangono, i morti vengono composti. L'onta subita annichilisce anche gli spiriti più battaglieri. Non dura molto però lo stordimento generale. Raccolti i più valorosi e recuperate le navi più veloci, come un solo uomo i lagunari spiegano le vele e si mettono comunque ai remi per annullare la distanza che li separa dai pirati. Nessuno parla, nessuno ha bisogno di incitare gli altri. In ognuno di loro sta montando un silenzioso urlo di rabbia che copre la vergogna della battaglia perduta, il dolore per l'amico ucciso, la paura per la sorte della sposa. Sicuri dell'esito devastante della loro sortita, frattanto i pirati hanno deciso di fermarsi in una cala ai 3 porti, dove spartirsi il bottino, e sono ancora là a discutere quando all'orizzonte spuntano le vele dei veneziani. I ruoli si sono rovesciati, gli istriani salgono sui loro legni e scappano più veloci che possono. Sanno bene di essere divenuti selvaggina da cacciare. Un giorno e una notte intera dura l'inseguimento, senza un solo istante di sosta. All'alba, nelle acque di Caorle, le navi nemiche sono raggiunte. I pirati assaliti senza pietà, colpiti con violenza, annientati da una rabbia cieca, alimentata da un senso selvaggio di vendetta. Il maltolto è recuperato, le 12 spose liberate e ricondotte verso Venezia. Da quel giorno lo specchio d'acqua in cui sono affondati i corpi e le navi dei corsari sarà per sempre chiamato Porto delle Donzelle. La flotta del Leone rientra in città il 2 febbraio, giorno della purificazione di Maria. La città è in delirio. Le ultime ore di dolore e paura si trasformano in gioia folle. La gente si assiepa davanti a Palazzo Ducale. Tutti vogliono sapere, vedere, far festa ai valorosi che hanno lavato nel sangue l'onta subita da Venezia. Tra tutti spiccano i casseleri, i fabbricanti di casse, che nel difficile inseguimento e nell'attacco hanno guidato l'assalto con un coraggio che gli altri non hanno potuto fare a meno di notare. Pietro Candiano li vuole premiare, ma loro sono gente semplice, hanno fatto solo ciò che c'era da fare. Si consultano brevemente, poi uno di loro prende la parola. Serenissimo principe, se proprio vuole onorare il ricordo di questa avventura, e venga a trovarne ogni anno, in questo giorno, nella nostra chiesa di Santa Maria Formosa. Il doge è divertito da tanta nobiltà di sentimenti
espressa in maniera così semplice, e comincia a scherzare con loro. Ma e se quel giorno dovesse piovere? Nessun problema, serenissimo, risponde pronto un altro. Che regaleremo un bel cappello de pagia. Il doge trattiene a stento le risa, ma rincara la dose. E se mi viene infame, se? E ora che regaleremo naranze da mangiare e malvasia da bever. Da quel giorno, ogni 2 febbraio, il doge di Venezia si recava a Santa Maria Formosa e durante la cerimonia riceveva l'omaggio promessogli dai caseleri: 2 cappelli di paglia, uno con lo stemma del Papa e uno con il suo stemma di casata, un cesto di arance e 2 zucche piene di vino di Malvasia. Poco prima, al Ponte delle Bande, che è chiamato così per essere stato il primo di quella zona a essere dotato di parapetti, il parroco stendeva una tovaglia sopra la quale il doge gettava una moneta di rame che era creata e veniva coniata appositamente per questa occasione. Se non l'avesse fatto, gli sarebbe stato proibito di passare. Non fu comunque quella della cerimonia annuale la sola consuetudine che prese piede in città a seguito della vittoria sui pirati. Essendo state salvate nel giorno della purificazione di Maria, le 12 ragazze furono chiamate le Marie, e Festa delle Marie fu chiamata la ricorrenza, che negli anni si arricchì di contenuti e di giorni, arrivando ad assommare una settimana intera di festeggiamenti. 12 ragazze da marito, 2 fra le più belle di ogni sestiere, venivano portate in corteo acqueo fino a Castello, lungo quello che poi si chiamerà per sempre il Rio delle Vergini. Venivano benedette dal vescovo all'interno della cattedrale di San Pietro, e dopodiché venivano condotte a San Marco e ricevute dal doge, col quale proseguivano sul Bucintoro, la prestigiosissima imbarcazione dogale, fino a Rialto. Le ragazze venivano vestite, ingioiellate, coccolate. Alla fine della festa erano ricche, ricchissime, pronte a sposarsi con una dote già fornita a spese della Repubblica. Una bella festa che col passare dei decenni degenerò in esagerazioni plateali. Le Marie vennero letteralmente ricoperte di gioielli. In alcuni casi le cronache narrano come si fosse andato a prestito niente meno che dal tesoro di San Marco. Insomma, la situazione non era più sostenibile, anche per la difficoltà di scegliere le 12 fortunate. Fare la Maria significava aver svoltato, significava faide per poter entrare nel novero. E fu così che nello scontento generale la Serenissima corse ai ripari e dapprima ridusse il numero delle ragazze a 4, siamo sul finire del 200, poi solamente a 3, e alla fine, in maniera molto pragmatica, fece fare 12 figure di legno, 12 sagome, più grandi rispetto alle proporzioni delle ragazze, che quindi di anno in anno venivano portate in corteo al posto delle promesse spose. Le dimensioni di questa sorta di manichini costò loro un nomignolo, che era quello di Marione, perché già era più grande, no? Oppure anche Maria de Toea. Maria de Toea si usa ancora oggi a Venezia per una donna che sa da poco, un fiafredina, a volte anche un fiappiata davanti, in maniera molto bassamente maschilista. Però basta far festa e si sa che qualsiasi consuetudine prima o poi prende piede. E quindi anche lo spirito del commercio iniziò, specialmente in una città come Venezia, ad aleggiare sulla ricorrenza, e ci fu chi pensò di guadagnare riproducendo le Marione più in piccolo e mettendole in vendita, il souvenir, no, della ricorrenza. Delle bambole, in pratica, che furono chiamate da subito marionette, visto che erano una miniatura degli originali. Ed è con questo nome, ancora oggi in Italia, che sono conosciute. Certo non sono più solo figure femminili, si sono snodate, sono state provviste di fili che ne facilitano i movimenti, ma sono sempre loro, le marionette. E d'ora in avanti, quando vedrete una marionetta, pensate alla terribile battaglia del Porto delle Donzelle, perché è lì, in fondo, che sono nate.
iniziamo l'ultima parte di questa serata, come facciamo di solito, al luogo che ci ospita, non tanto il convento di San Salvador, ma l'intera zona, l'intera area. A me interessa segnalarvi alcune cose. Quando uscirete di qui vedrete, e noi ci passiamo davanti, no? 1000 volte al giorno senza degnarla di uno sguardo, una grande colonna in campo San Salvador. Quello è una colonna romana che poi fu ornata con del bronzo. Se voi guardate bene, tutto attorno a una data, e questa data è il 22 marzo 1848. Questa colonna non è lì da molto tempo, è lì dal 22 marzo del 1898, 50 anni più tardi, quando il ritrovato comune di Venezia decise di ricordare i moti che 50 anni prima con Manin, Tommaseo avevano in qualche modo lavato l'onta della caduta della Serenissima e durante i quali la città aveva resistito per 1 anno e mezzo anche alla fine ai bombardamenti sempre più pressanti degli austro-ungarici. A questo proposito, proprio sull'angolo della chiesa, della facciata della chiesa, l'angolo in fondo a sinistra, troverete una palla di cannone con una data, il 6 agosto 1849. Tra il 29 luglio e il 22 agosto 1849, fino alla capitolazione di Venezia, sulla città piovvero ininterrottamente 23.000 proiettili di artiglieria. Tutte le persone che abitavano sulla Venezia più vicina alla terraferma, da dove partivano i bombardamenti, si erano spostate nell'altra metà della città. Qua c'era il tifo, qua c'era il colera, e alla fine dovemmo alzare sul ponte quella famosa bandiera bianca che il poeta Fusinato descrisse. La chiesa di San Salvador è importantissima per moltissimi motivi, è nel cuore vero di Venezia, è una chiesa antichissima, fu fatta erigere, secondo la leggenda, da San Magno, vescovo di Oderzo, che nel VII secolo ebbe la visione di Gesù Cristo che gli indicava il luogo dove lui avrebbe dovuto far edificare una chiesa a lui dedicata, al Salvatore del mondo. Ed ecco che nel cuore pulsante della Venezia insulare cresce questa chiesa, che poi ha un rapporto particolare con l'acqua. Molte chiese veneziane, noi oggi ne possiamo vedere solo una, che è Santo Stefano, hanno l'acqua, un canale che corre sotto l'altare maggiore. E ce n'è un'altra che è i Gesuati alle Zattere. Se voi state in Campo Sant'Agnese vedete l'arco di un vecchio canale, perché quello è un rio Terà, che passava esattamente sotto all'altare maggiore. Era una maniera molto particolare e molto veneziana di unire la santità del luogo e la benedizione che questo poteva impartire all'acqua, che era la protezione della città, era la fortuna di Venezia, perché Venezia doveva tutto all'acqua. San Salvador, antichissimamente, non faceva eccezione, e si racconta che gran parte della pavimentazione della chiesa addirittura era costituita da grate di ferro, e quindi la chiesa stessa era sostanzialmente posata sopra un vasto specchio d'acqua lagunare con cui c'era un contatto. La chiesa di San Salvador ancora oggi è sepolto San Teodoro Todaro, che è il primo protettore della città, soppiantato da San Marco solamente nell'828, e quindi anche tutto il luogo attorno, compresa la scuola di San Teodoro, sono determinanti nel corso dei secoli nella vita della città, perché sono l'altro cuore e l'altro fulcro, assieme a San Marco, pensateci, San Marco e Rialto, no? Coi due protettori della città. A San Salvador c'è un tesoro bellissimo nascosto che voi potete vedere solo 3 volte l'anno. È la pala d'argento di San Salvador. Quando la chiesa fu ricostruita
a partire dal 1507, si decise di conservare questa bellissima pala d'altare che ricorda chiaramente la pala d'altare, la pala d'oro di San Marco, e che per qualche balzana idea i veneziani ebbero l'idea di occultare niente meno che con un dipinto di Tiziano. Oggi, se voi entrate in chiesa, sull'altare vedete la Trasfigurazione di Cristo, che è un bellissimo quadro di Tiziano, che è una specie di artifizio. Noi a Venezia possiamo permettercelo, no? Il quadro di Tiziano serve solo a scondere la pala d'argento, peraltro con un sistema di pulegge antichissimo molto bello, che permette di abbassare il quadro e mostrare la pala solo in 3 occasioni nel corso dell'anno, legate sempre chiaramente al Salvatore, quindi a Gesù Cristo: Natale, Pasqua e il 6 agosto, che è il giorno della Trasfigurazione di Cristo. In questi giorni, per tutta la settimana successiva, ricordatelo, entrate nella chiesa di San Salvador, perché solo per 3 settimane l'anno, appunto, è possibile ammirare la famosa pala d'argento di San Salvador. Chiudiamo questo nostro viaggio parlando di un altro personaggio che è sepolto in chiesa, un personaggio famosissimo, è Caterina Cornaro, regina di Cipro. In realtà questa non fu la sua prima sepoltura. Caterina ebbe la sua prima sepoltura ai Santi Apostoli, ma sul finire del Cinquecento, una volta ultimata la nuova chiesa di San Salvador, le fu allestito anche un monumento funebre, e ancora oggi lei riposa appunto tra le mura della chiesa. Caterina divenne regina di Cipro sul finire del 400. Sposò un lusignano che era in quel momento il re dell'isola. Lo sposò per procura. Lui si innamorò perché il fratello di Caterina gli fece vedere delle foto della ragazza. Lui si innamorò dell'immagine, la sposò per procura, la fece arrivare sull'isola e la mise subito incinta. Purtroppo per lui non fece a tempo a vedere il figlio, perché morì prima che il figlio potesse nascere. Caterina quindi divenne subito regina, ma anche purtroppo il bimbo non ebbe una gran sorte, perché neonato, racconta la leggenda, fu fatto avvelenare proprio dai veneziani per togliere di mezzo qualsiasi ostacolo che potesse frapporsi fra loro e il possesso dell'isola. L'isola diventerà veneziana nel 1489, quando Caterina, più costretta dalla famiglia che per propria volontà, ne fece dono alla Serenissima, e sul suo monumento funebre c'è proprio questo gesto, c'è il gesto di lei che consegna la corona di Cipro, Gerusalemme, scusatemi, di Cipro, Gerusalemme e Armenia al Doge di Venezia. Ancora oggi per gli armeni Caterina Cornaro è l'ultima regina che loro abbiano mai avuto, perché dopo di lei non hanno mai avuto nessun'altra regina. In realtà quello di regina è un titolo del quale si sono potute fregiare nei secoli altre veneziane, perché prima di Caterina, che tornata in città si ritirò, gli fu data la Rocca d'Asolo e continuò a regnare con la sua corte nella Rocca d'Asolo, prima di lei 2 altre veneziane, tra il 2 e il 300, Tommasina e Costanza Morosini, erano divenute regine di Ungheria e di Serbia. Nella seconda metà del Cinquecento altre 2 veneziane, in maniera assolutamente rocambolesca, ebbero la stessa sorte. Una, Bianca Cappello, divenne Granduchessa di Toscana, l'altra, Cecilia Venier Baffo, divenne niente meno che sultana dei turchi. Ma queste sono altre storie che affronteremo più avanti. Abbiamo ancora un sacco di tempo, un sacco di luoghi e un sacco di storie veneziane da scoprire, per svelare e rivelare questa nostra straordinaria, magnifica città. Grazie.
Fabrizia D'Ottavio. Ve la presentiamo solo alla fine, ma avrete capito che non è una modella qualsiasi. Lei è già nota a Venezia perché ha volato dal campanile 2 anni fa come aquila. E perché ha volato? Perché è stata vincitrice medaglia olimpica, visto che siamo in tema di Olimpiadi, di ginnastica ritmica, e siamo molto onorati di averla avuta qui in questa occasione, perché veramente a rappresentare Venezia direi che è una modella d'eccezione. Le chiediamo 2 domande: è stato più emozionante oggi o sul campanile? L'esperienza del campanile è stata veramente un'esperienza fortissima, di quelle che prima di farle hai un po' di timore perché è veramente alto, però appena scendi a terra subito lo vuoi ripetere. Infatti spero ci sia la possibilità di rifarlo un domani, perché è stata veramente una cosa che mi ha riempito, mi sembrava di volare, bellissima. Quella di oggi è stata un'esperienza di nuovo del tutto nuova per me, e non sono mai stata trasformata in un gioiello. Veramente mi sento davvero preziosa questa sera. Sono fiera di rappresentare un evento importante come appunto quello delle Marie, quello del Carnevale di Venezia. E che dire, sono davvero onorata e spero che questo lavoro bellissimo che state portando avanti entrambi possa aprire, possa far conoscere la storia di Venezia davvero a tutti, non solo ai veneziani ma a tutte le persone in Italia e nel mondo, perché Venezia è una città magica e merita veramente tanta popolarità. Intanto, se Francesco Donà può venire qui, poi anche Mattia Corso, che poi presentiamo tutti. Visto che siamo ancora emozionati, attenzione si scivola, siamo ancora emozionati della performance, quello che volevo, per chi non è mai venuto, volevo dire, in ogni evento, in ogni appuntamento non andremo a rappresentare sempre le storie in maniera teatrale, ma cerchiamo di dare delle emozioni in una maniera diversa, quindi rappresentare la tradizione in una maniera più contemporanea. Speriamo di esserci riusciti e intanto chiamiamo tutti, aspetta, eccoci qua. E adesso passo la parola a Alberto. Allora, intanto Mattia Corso è il compositore che ogni volta ci dona le musiche che ascoltiamo e che compone chiaramente ispirato alle storie, ai luoghi, alle situazioni che Elena intende rappresentare. E io ve l'ho annunciato prima, lui è Francesco Donà, è il presidente dell'associazione Amici di Casa Famiglia San Pio X, e non ho molto da aggiungere rispetto a quanto ho detto prima, avete tutti i materiali, però volevo farvelo vedere innanzitutto perché lui è a vostra disposizione. Se qualcuno di voi ha informazioni da chiedere, domande, dubbi, lui è qua per scioglierveli. Allora, a me veniva solo un piccolo appunto da fare in merito a questa serata interessantissima. Quando Piero Rosa Salva ha preannunciato che ci sarebbero state emozioni in questa sera, io lo devo confermare, perché da una primissima fila in cui ero fortunatamente collocato ho Alberto e Elena hanno fatto, ma sono stato impressionato specialmente per il fatto che mi sono sentito veneziano in questa venezianità molto partecipata, diciamo, a questa iniziativa culturale. E volevo sottolineare il fatto che Venezia è sì cultura, e questa ne è una dimostrazione molto concreta, però Venezia è anche solidarietà, perché a Venezia sono presenti molte associazioni, molti enti che si occupano di assistenza di persone che hanno bisogno. Una di queste è appunto Casa Famiglia San Pio X, che si trova alla Giudecca, che si occupa di ragazze madre, con tutto un percorso poi che non sto qui a descrivervi, perché mi appassionerei talmente tanto a descrivere le nostre attività che forse domani mattina saremo ancora qua. Quindi vi evito questo sforzo. Eventualmente, per chi è interessato, io all'uscita posso dare ulteriori informazioni, e per chi è interessato potrei dare un libricino, che è un'ultima produzione che abbiamo fatto all'interno della casa, nella quale proprio le emozioni che si vivono all'interno della casa sono descritte proprio dalle ragazze che hanno fatto questa esperienza. Vi ringrazio. Grazie mille. E chiamo anche il modello Andrea Lacchin a tornare sul palco.
Andrea Lacchin è venezianissimo e ha felicemente contribuito a far parte della storia di Venezia. Grazie mille. Colgo l'occasione per invitarvi a seguirci sul sito, avremo il prossimo appuntamento a marzo, però volevo solo accennarvi brevemente lo speciale appuntamento del 25 aprile. Abbiamo una serata alla Torre dell'Arsenale di questo tipo, quindi alla sera il reading e la performance, però di giorno siete tutti invitati a far parte di una grandissima performance. Sapete che è festa di San Marco, festa del boccolo. Mi sono sognata di realizzare una rosa rossa, un boccolo di rosa rossa in piazza San Marco con 1200 persone, quindi fotografata dall'alto, a rappresentare la nostra tradizione, il nostro amore per la città